L'ultima sezione della mostra su Dante Alighieri, curata dalla Biblioteca Civica, è dedicata a suggestioni iconografiche e ad alcuni personaggi citati da Dante nelle tre cantiche. Nel primo canto dell'Inferno, Dante si smarrisce nella selva oscura, in una buia foresta, e il cammino gli viene sbarrato da tre fiere feroci. Compare allora l'anima di Virgilio, che condurrà Dante in un lungo viaggio attraverso l'oltretomba. La lupa, qui ritratta in un'incisione contenuta nel Trattato sugli animali di Ulisse Aldovrandi nell'esemplare stampato a Bologna nel 1637, è il simbolo della cupidigia insaziabile, sia del denaro che degli onori. La cupidigia è il vizio più grave che rovina la vita cristiana e le stesse istituzioni ecclesiastiche e civili. Nel canto 12° dell'Inferno, Dante e Virgilio scendono al settimo cerchio, percorrendo una erta pietraia franosa, lungo la quale incontrano il Minotauro. Alla fine della discesa scorre un fiume di sangue bollente, il Flegetonte. In esso sono immersi i violenti contro il prossimo, tiranni, omicidi e rapinatori. Immersi nel fiume fino agli occhi scorge i tiranni Alessandro, Dionisio, Obizio d'Este e Dezzelino da Romano. Di quest'ultimo sono esposte in mostra tre immagini, tratte dalla raccolta di ritratti degli uomini illustri di Bassano compilata da Valentino Novelletto, collaboratore dei Remondini di Bassano, uomo erudito e appassionato raccoglitore di materiali di storia patria. Si tratta di tre incisioni che ritraggono il tiranno in tre diverse fogge. Proseguendo il suo viaggio nell'oltretomba, nel 19° canto dell'Inferno, Dante e Virgilio si imbattono in Papa Bonifacio VIII, all'epoca del viaggio dantesco, il 1300, ancora in vita, ma già catapultato all'inferno dal poeta fiorentino. Temuto, odiato, corrotto e senza scrupoli, Bonifacio VIII fu uno tra i più discussi capi della Chiesa, anche dopo la sua morte. In tanti si espressero sulla sua attività politica, ma fra tutti il giudizio più severo fu proprio quello di Dante. Il poeta fiorentino odiò talmente tanto Bonifacio VIII da decidere di riservargli un posto tra i simoniaci e tra coloro che hanno corrotto la Chiesa. In mostra viene ricordato con un volume del 1485 che contiene una raccolta di norme di diritto canonico promulgata da Papa Bonifacio VIII con bolla nel 1298. Nel canto 31° del Purgatorio troviamo Beatrice intenta a rimproverare severamente Dante, il quale, pentito delle sue colpe, sviene. Beatrice si vergogna del suo comportamento troppo aspro, paragonandolo ad un'erba, l'ortica. Infatti, come l'ortica dalle 1000 spine brucia sulla pelle, così Dante è stato punto nella sua coscienza delle parole incalzanti di Beatrice. Viene colto dal pentimento per tutte le cose che lo avevano distolto dalla retta via, e quello che prima nel peccato gli era piaciuto, ora gli diventa odioso. Il riconoscere le proprie colpe gli ha causato un tale dolore da farlo svenire. L'ortica diventa così il simbolo del risveglio della coscienza, ma anche di guarigione, mettendo in risalto le proprietà medicamentose di questa pianta, qui ritratta in una bella xilografia querellata presente nel raro Herbarius Batavie, un incunabolo stampato a Passau nel 1486. Infine, nell'ultima cantica, quella del Paradiso, troviamo tra i tanti personaggi che Dante incontra anche Tommaso d'Aquino, nella corona di 12 spiriti sapienti. Enorme è l'influsso esercitato da Tommaso d'Aquino nella dottrina cristiana in Occidente, al punto che la sua filosofia ha creato una vera e propria scuola che prende il nome di tomismo. L'impalcatura dottrinale e astronomica della commedia di Dante poggia quasi interamente sul pensiero di San Tommaso e la sua presenza è quasi una costante nel poema. In mostra è esposto un incunabolo degli anni 70 del 400 con le Questiones di Tommaso d'Aquino. La mostra si chiude con la figura della Vergine, la stessa che suggella il paradiso dantesco. Nel 33° canto, Dante si trova nell'Empireo, la sede dei Beati. Il canto si apre con l'invocazione alla Vergine, in cui San Bernardo, guida di Dante dal 31° al 33° canto del Paradiso, chiede che il poeta alzi lo sguardo a Dio per comprenderne il mistero. Ma per poter giungere finalmente alla sua meta, la visione di Dio, è necessaria la mediazione della Madonna. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura.
L'immagine della Vergine che è stata scelta per chiudere la mostra è la bellissima miniatura che ritrae Maria e il bambino, tratta dalla commissione del doge Andrea Gritti, conferita il 26 giugno 1537 a Giovanni Simone Zorzi, podestà e capitano di Bassano, dal luglio del 1537 ai primi di novembre del 1538. La Vergine, in veste rosa e manto azzurro, regge il bambino nudo seduto su un cuscino dorato e di fronte, inginocchiato, il podestà Zorzi in veste nera. Sullo sfondo un paesaggio verdeggiante con colline e un monte.